Siamo col vice coach. Ciao Caneva. Una partita del primo tempo 2-1, quell'incursione di Marzonetto non ci voleva, 1-20, poi secondo tempo molto molto in equilibrio, due squadre giovani hanno corso molto entrambe. Beh, intanto buonasera a tutti. Beh, innanzitutto volevo fare i complimenti al Monza perché è una gran bella squadra e ha fatto una gran bella prestazione. E per quanto riguarda noi abbiamo fatto un buon primo tempo, un secondo tempo come spesso ci accade abbiamo approcciato non benissimo all'inizio e penso dovuto soprattutto stasera un po' di stanchezza, abbiamo pagato la partita di Lodi. Però io voglio fare i complimenti anche ai nostri ragazzi perché non è facile giocare qui a Valdagno, che c'è una pressione diversa dalle altre squadre, dalle altre parti e c'è solo una medicina, lavorare e lavorare. Volevo ricordare un po' l'ambiente in generale che abbiamo una squadra non giovane ma giovanissima e dunque ai primi anni che giocano in A1, qualcuno anche al primo anno, dunque dobbiamo avere pazienza e pazienza perché questi ragazzi qua solo attraverso gli errori possono migliorare e lavorando sono convinto con io e Luca Chiarello siamo convinti che possiamo continuare a fare bene come lo stiamo facendo perché abbiamo una classifica secondo me che ci sorride, stiamo facendo un buon campionato sopra le aspettative. So anch'io rompe le scatole che siamo in vantaggio e le altre squadre ci prendono, però è un prezzo che dobbiamo pagare e riusciremo a venire fuori solo attraverso il lavoro. Ecco, lo dicevamo prima, abbiamo fatto due conti sul discorso età. Stasera era una partita under 21 perché con la partenza di Pirori, l'arrivo di Francesco Crocco, Valdagno è la squadra più giovane del campionato a proposito di giovani. Ma infatti io dico che il Valdagno deve essere contento, i tifosi devono essere orgogliosi perché 4 su 10 sono da Valdagno, penso che nessuna squadra, forse tranne il Follonica, che sta facendo un lavoro eccezionale, abbia questo tipo di organico. Dunque dobbiamo essere solo felici e orgogliosi di questa squadra qua. Grazie e fino alla fine, forza Valdagno, grazie Max, ciao, a presto. Ciao.